I direttori dovranno, come si può dire, modulare le eventuali sospensioni o gli eventuali provvedimenti anche in funzione della, fra virgolette, della banale problema delle sostituzioni per le ferie in questo periodo, piuttosto che per figure strategiche di alcuni reparti. Però insomma io spero che si riesca a trovare una soluzione e se ne venga fuori. La palla ora passa ai direttori generali. Toccherà a loro sciogliere il nodo più importante, quello di sostituire i sanitari sospesi perché irriducibili Novax. Perché il dado è tratto e il vertice di ieri a Roma ha sancito il percorso da portare avanti di qui alle prossime settimane. Noi abbiamo chiesto la sospensione momentanea delle procedure perché c'era notizia che in Emilia-Romagna il TAR Emilia-Romagna potesse aver dato la sospensiva ai ricorrenti. Allora volevamo vedere la sentenza per capire qual era l'errore formale. Poi si è chiarita questa situazione e anche ieri gli assessori alla salute delle regioni a livello nazionale hanno deciso che si va avanti. Con modalità e tempi diversi dunque, via libera alle sospensioni in tutte le ULSS venete dopo l'apripista Vicenza. Anche le altre ULSS comunque hanno già avviato lettere di contestazione, hanno già come si può dire, offerto date per le vaccinazioni, c'è anche chi si sta vaccinando e quindi attendiamo. Invito a tutti di non farne una guerra di religione. Tutto questo in attesa delle decisioni del governo sull'altro fronte caldo, l'obbligo vaccinale per gli insegnanti. Il Veneto si appresta a varcare il giro di boa dell'estate con un solo obiettivo: tenere sotto controllo la variante Delta. Credo che la volontarietà debba essere difesa, però l'invito a tutti ad andare a vaccinarsi. Abbiamo superato i 5 milioni di dosi, oggi non abbiamo emergenza ospedaliera, abbiamo 171 pazienti in ospedale, 19 dei quali in terapia intensiva e abbiamo 544 contagiati questa mattina. Però la verità è che questi dati ce li abbiamo, nonostante la variante Delta ormai sia ubiquitaria, ce li abbiamo perché un Veneto su due ha già completato il suo ciclo vaccinale e invece molti altri stanno ancora attendendo, però le vaccinazioni se ne fanno.